Stati generali del manifatturiero. È la proposta avanzata dalla CISL Veneto per contrastare la crisi del settore. Un'occasione per mettere insieme l'esperienza e la concretezza delle diverse aziende per rilanciare il territorio. Il crollo sta interessando in particolar modo due province trainanti del comparto veneto, Vicenza e Treviso. Esempi concreti sono il rallentamento industriale evidenziato da Confindustria Vicenza e le problematiche produttive, finanziarie e di governance di Benetton Group. Raccogliamo in queste settimane diversi segnali d'allarme rispetto all'andamento del settore manifatturiero in Veneto. Dal calo della produzione industriale degli ordinativi dopo i 2 anni di grande ripresa del Covid, alla ripartenza di alcune crisi di grandi imprese venete, riteniamo che in questo momento sia necessaria una lettura complessiva di quello che sta succedendo in questo comparto, quello industriale manifatturiero, che è la colonna portante dell'economia del Veneto. Per i sindacati occorre definire le politiche industriali garantendo lavoro di qualità e sostegno alle aziende, individuando già dalle prime fasi i segnali di forte criticità. Temiamo anche che questa fase politica, questa campagna elettorale, ma anche l'incertezza politica che accompagnerà il Veneto probabilmente nel prossimo anno, sia un rischio, perché questo invece è il momento di prendere delle decisioni. Per questo motivo noi ci appelliamo alle organizzazioni sociali, a quelle economiche e alla politica regionale e locale per costruire una sorta di stati generali dell'industria del Veneto, perché i cambiamenti che sono intervenuti necessitano di azioni nuove e di azioni condivise.